Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. (122.380 abitanti). A soli 249 metri sul livello del mare, ma ben ancorata ai piedi delle Alpi. Due porzioni diverse di città, fieramente distinte e divise tra loro da mura antichissime, tanto belle da essere considerate patrimonio dell'UNESCO. Il torrente Morla, i Casoncelli, i Sette Colli, che non sono quelli di Roma, i Longobardi e poi Piazza Vecchia, la Torre Civica, le aree di Donizetti, la Polenta e ovviamente la Dea. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Bergamo. Questo è tutto il calcio provincia per provincia, uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva. Un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro di paese diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. L'Atalanta, il fiore all'occhiello del calcio bergamasco, deve il suo nome alla mitologia greca. E c'era da aspettarselo forse, visto che a fondarla furono nel 1907 5 studenti di liceo, di certo affascinati dalla vicenda dell'omonima dea greca. Il mito racconta infatti che il padre di Atalanta desiderasse ardentemente un erede maschio, forse per farlo giocare a calcio, e che alla sua nascita, come si era soliti fare in questi casi, abbandonò la piccola sulle pendici del Monte Pelio. Artemide allora, che è bene ricordare era la dea della caccia, una con cui era meglio non litigare affatto, mandò un'orsa per prendersi cura della piccola Atalanta, allattandola ed allevandola. Ora, tra il Pelio e le Alpi, qualche chilometro c'è, ma la dura spigolosità della piccola Atalanta ben si presta a raccontare qualcosa di Bergamo e dei bergamaschi. Un popolo fiero, unito e fedele alle proprie tradizioni centenarie, che sono il lascito di una cultura che ha sempre saputo rialzarsi con orgoglio. Saccheggiata dai Longobardi, al centro di 1000 lotte dinastiche, e poi città simbolo del risorgimento tutto. Non stupisce che dei famosi 1000 di garibaldina memoria, 174 venissero proprio da qui. Bergamo e l'Atalanta e Bergamo. Una storia d'amore che non si è mai spenta e che probabilmente mai lo farà. Il primo campo ufficialmente omologato della città fu situato in via Maglio dell'Otto, a ridosso della ferrovia, e la narrativa vuole che proprio nel giorno dell'inaugurazione un regionale veloce proveniente da Milano, proveniente dalla città, avesse rallentato di proposito per permettere ai passeggeri di gustarsi qualche azione dei ragazzi in nerazzurro. Bergamo, quando si innamora, ama senza limiti. Basti pensare, per esempio, al compianto Federico Pisani, talentino in erba della dea degli anni 90, scomparso prematuramente per un tragico incidente d'auto dopo aver fatto tutte le giovanili con la divisa nerazzurra. L'amore per lui fu tanto che nessuno potrà mai più vestire il suo numero 14. Allo stesso tempo, però, l'Atalanta ha ritirato anche il numero 12, dedicandolo alla curva dei tifosi, sempre presenti, vicini ed assordanti, un 12° uomo in campo. A chi è intitolata la curva? Allo stesso Pisani, che si ritrova quindi unicum straordinario, quasi ad aver 2 numeri per lui, ad imperitura memoria. Si nasconde tra le pieghe del lavoro duro e del senso di appartenenza più sincero il cuore dei tifosi bergamaschi,
Pochi vessilli e gonfaloni magari, ma tante gioie di campo e ancor più squadre da ricordare che hanno incarnato la passione viscerale della gente per un calcio fatto di ritmo, di cuore e di aggressività. Difficile scegliere, ma ci tocca farlo. E allora partiamo dalla sola coppa esposta in bacheca, la Coppa Italia del 1963. La squadra era in mano al maestro Paolo Tabanelli, uomo di campo se ce n'è uno che in pieno stile aerobico s'era fatta tutta la gavetta possibile e immaginabile prima di arrivare su una panchina importante. In più, quasi fosse un bergamasco d'adozione, era un gran bel taciturno, per quanto di calcio ci capisse assai. Sorteggio fortunato e sulla strada per la finale l'Atalanta eliminò in rigoroso ordine cronologico il Como, il Catania, il Padova e il Bari, in un vero e proprio tributo al calcio provinciale. Gli squadroni delle città si eliminarono a vicenda, come due pugili suonati, e in piedi sul ring di San Siro rimase solo il Torino. 3-1 il risultato finale, portato a casa con 3 ganci al mento a firma di Angelo Domenghini, di professione ala, che in 4 anni alla Dea segnò soltanto 17 gol, ma che visse in quella partita una notte da ricordare. Non ne ha vinte più la Dea di Coppa Italia, pur tornando per 3 volte in finale. L'ultima nella stagione 2018-2019, sotto la guida di Giampiero Gasperini, e anche qui di storie da raccontare ce ne sarebbero parecchie. Il Gasp, anche lui un girovago del mondo pallonario italiano, è arrivato sulla panchina dei bergamaschi nel giugno del 2016, dopo una carriera passata tutta in salsa provinciale, Genova e Palermo su tutte, e una piccola parentesi dolorosa all'Inter di Moratti. L'Atalanta era il solito mix di veterani d'esperienza e di molti giovani provenienti dalla magnifica cantera delle giovanili. Tanto talento, ma qualità ancora da verificare al crash test del campionato. Dopo 6 giornate la Dea è penultima, con il morale sul deprimente andante. E alla vigilia della difficile trasferta di Napoli, ecco il colpo di genio. Largo ai giovani: Mattia Caldara, Roberto Gagliardini e Andrea Petagna. Scende in campo una squadra sbarazzina, frizzante, senza alcun timore reverenziale. La partita la vincono i bergamaschi, che da quel momento in avanti non si fermeranno più, diventando, negli anni a venire, uno degli spettacoli più ammirati di tutto il panorama calcistico europeo. 4ª a fine campionato, 7ª l'anno dopo e poi 3ª nella stagione 2018-19, aprendo le porte per la città ad una storica qualificazione in Champions League. L'Atalanta, già nel cuore di tutti i bergamaschi, è diventata quasi la seconda squadra degli italiani, affascinati dalle geometrie di Gasperini, dal ritmo tamburellante del suo gioco, così moderno e anglosassone, e dalle decine di gol che i suoi riescono sempre a realizzare. Un calcio spettacolare, propositivo, che ha portato i nerazzurri a riscrivere tutti i libri dei record e a combattere con le squadre di vertice per traguardi importanti e per il trono di squadra più prolifica sotto porta. Ma più di tutto questo, della Dea, affascinano gli uomini e le storie. Dalla consacrazione del piccolo grande capitano, Alejandro Gomez, detto il Papu, che ha raggiunto una maturità tale da poter giocare in ogni ruolo, a parte il portiere, ed essere decisivo comunque. O l'esplosione definitiva di Ilicic, uno di quei talenti che fanno alzare la sopracciglia e che spesso, prima del Gasp, non riusciva ad essere un fattore all'altezza del proprio talento. Ora è il vero crack del campionato, in cui naviga a vista forte di un sinistro incantevole e di una grande genialità tattica. E poi Zapata, Muriel e i giovani, quelli allevati, quelli scoperti, quelli rivitalizzati. La Dea è un ottovolante che non ha alcuna voglia di rallentare e che ha fatto innamorare migliaia di tifosi. Non è quella del Gasp, la sola Atalanta europea. E allora chiudiamo con il ricordo più bergamasco di tutti, la Coppa delle Coppe 87-88. La stagione precedente si era conclusa con una triste retrocessione in B, di certo non la prima per una squadra che ha sempre vissuto di cicli e di momenti. Ma, per uno scherzo del destino, il Napoli, che aveva vinto sia il campionato che la Coppa Italia, regalò all'Atalanta, finalista in quella Coppa Italia, un pass per la Coppa delle Coppe. Quindi, Serie B, allenati da Emiliano Mondonico e allo stesso tempo Coppa delle Coppe. Un caso più unico che raro. In Europa la partenza fu un po' a singhiozzo,
Ma tutto l'orgoglio atalantino esplose quando gli orobici riuscirono nell'impresa di eliminare la corazzata portoghese dello Sporting Lisbona, guadagnandosi un posto in semifinale. Eroi di quella squadra furono Stromberg, Bonacina e Bonetti. Un cinema cittadino trasmise la partita di ritorno sullo schermo gigante, in un'atmosfera da coprifuoco. Al fischio finale l'esplosione di gioia fu spontanea e bloccò le vie del centro fino alle 2 di notte. Sembrò quasi di rivivere l'atmosfera del Mondiale 82. I monumenti vennero rivestiti di nerazzurro, in tanti si tuffarono nella vasca dei cigni al teatro Donizetti e i clacson suonarono senza sosta. Allo scalo di Orio al Serio, dove l'Atalanta atterrò il giorno dopo, fu impossibile trovare un angolo per posteggiare. L'avventura si chiuse poi con la sconfitta in semifinale ad opera dei belgi del Malin, ma l'emozione di aver esportato il cuore della dea in giro per l'Europa rimase e a fine campionato, grazie ad un misero punticino di vantaggio sul Catanzaro, l'Atalanta ritornò anche in Serie A. Bergamo e l'Atalanta. L'Atalanta e Bergamo. Una storia d'amore che non si è mai spenta e che probabilmente mai lo farà. Questo è tutto il calcio provincia per provincia. Il nostro viaggio sulla DeLorean per le strade d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi, solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.